tutti ragazzi, come state? Ben ritrovati nell'ultimo, penso, video di giornata, se non usciranno eventuali shorts o anche, tra virgolette, video lunghi. In questo video andremo a parlare delle qualificazioni ai mondiali dell'Italia, delle prossime due partite dell'Italia che giocherà in questo mese di ottobre, e magari vi posso dare un consiglio su magari che giocarvi, un pronostico tra virgolette. Il vero pronostico arriverà nei prossimi giorni, sarà un venerdì, secondo me arriverà il pronostico. In caso di infortuni lo registrerò giovedì e lo pubblicherò venerdì, chissà qualche infortunio e roba varia. In questa specie di pronostico, tra virgolette, vi porterò, secondo me, un X oppure un 1, dove li sapete, diciamo una schedina per cui giocarvi, e poi andrò a parlare delle due partite. Iniziamo a parlare delle partite. Estonia-Italia e Italia-Israele. Estonia-Italia si giocherà sabato alle 20:45 e sarà trasmessa come ogni partita dell'Italia su Rai 1. La stessa cosa Italia-Israele, però si giocherà martedì alle ore 20:45. Secondo me l'Italia in questa qualificazione, ma anche in Nations League se vogliamo, ha avuto molta difficoltà a giocare le partite. Diciamo dall'Europeo 2020 vinto, c'è stata una vera e propria discesa, non nascono talenti, non arrivano nuovi talenti nel giro della nazionale rispetto fino al 2020, però questo qua è un altro discorso. Secondo me nella partita di sabato delle 20:45, cioè Estonia-Italia, vi consiglio di giocarvi un bel X2, quindi o un pareggio, un possibile pareggio, oppure una vittoria dell'Italia. Questa partita si giocherà in uno stadio dell'Estonia, ma non mi ricordo precisamente il luogo preciso, e sappiamo che l'Estonia è una squadra molto difficile da affrontare, la stessa cosa il luogo dove si giocherà la partita. E poi ci sarà Italia-Israele, come già detto si giocherà martedì alle 20:45, è trasmessa sulla Rai, si giocherà in Italia. Precisamente non ve lo so dire, però diciamo o si giocherà a Udine o a Roma o a Milano. Secondo me vi posso consigliare un bel 1x o un pareggio o una vittoria secca dell'Italia. E come già visto nella partita precedente a quella di sabato, cioè Israele-Italia, scusate, abbiamo vinto a fortuna 5-4. L'Israele è stata una squadra molto difficile da affrontare, non vorrei che accada di nuovo, quindi spero, al di là del mio pronostico, che l'Italia riesca a chiuderla già nel primo tempo, magari facendo un 2-0, e poi nel secondo andare a fare un ulteriore gol per sicurezza. Bene ragazzi, ci vediamo in un prossimo video, o in uno shorts o un video lungo domani mattina. Ci vediamo in un prossimo video, e lasciate un bel like, un bel commento e iscrivetevi tutti al canale e fate girare il mio canale, così cresciamo di più.